È difficile poter descrivere in poche parole quello che può aver rappresentato il commendator Ferretto per la nostra comunità, per l'intera comunità, perché comunque era un vulcano di idee, di disponibilità, ma anche era proprio il suo animo, il suo cuore, sempre giovani nonostante l'età, perché era proteso verso gli altri. Comunque vada a finire, sempre allegri. Erano le ultime settimane della lunga e intensa vita di Giancarlo Ferretto e pur da malato l'imprenditore e benefattore vicentino si era raccomandato così alla moglie, ai 3 figli e ai 7 nipoti. D'altra parte, perché abbattersi se un proprio caro lascia a 86 anni un grande patrimonio di stima, valori e forza? Se nell'omelia il celebrante lo pone tra gli uomini dal cuore puro che, come dicono le scritture, sono quelli che vedranno Dio. Riepilogare in breve la vita di Giancarlo Ferretto non è semplice. Prima del funerale in Duomo si sono succeduti i ricordi appassionati di esponenti della Fondazione San Bortolo, da lui presieduta. È stato ricordato come nel 1985 istituì il premio letterario Campiello quando fu presidente regionale degli industriali del Veneto, per promuovere la cultura e la lettura. Rilanciò il QOA per la formazione professionale. Lo hanno ricordato i suoi dipendenti. Ma aveva per tutti una parola di incoraggiamento, perché ognuno di noi potesse dare il meglio di sé. I 7 nipoti. E con noi è sempre stato un nonno presente, su cui contare a ogni ora del giorno e della notte. E per voce del giornalista Antonio Di Lorenzo, i figli Riccardo, Umberto e Paola e la moglie Gigliola, legata per 60 anni a Ferretto. Un gigante di quelli che nella vita riescono ad aiutare gli altri in vari modi. Per esempio, si sono chiesti i familiari nel loro ultimo messaggio: cosa sarebbe diventata la Banca Popolare di Vicenza se quella volta avessero eletto te come presidente?